abbiamo scoperto, grazie alla dottoressa Amoroso, che anche con la creatività si batte la malavita organizzata. Voi l'avete battuto con un'idea unica che sta avendo riscontri sempre più grandi. Sì, l'abbiamo battuta, ci stiamo provando. Quantomeno si prova. No, per ora ci stiamo battendo noi fisicamente, perché allora, non scherzi a parte, intanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato insieme al nostro padrone Altituro per testimoniare questa esperienza che è inutile nascondere, ci prova moltissimo, però ci darà moltissime soddisfazioni. È dura, però quando poi vediamo alcuni riscontri, anche minimi, che ci arrivano da questa città, più da questa città che non da altri posti d'Italia. Noi nel corso di quest'anno, questo primo anno di esperienza di questo progetto, abbiamo registrato attestati di riconoscimento, di gratitudine da posti impensabili. Abbiamo addirittura 2 sottoscrittori svizzeri, abbiamo ricevuto, diciamo, televisioni giapponesi, americane, canadesi sul nostro campo, però in realtà, e tutto questo mi fa estremamente piacere, però la cosa che ci fa più piacere è sapere che abbiamo conquistato la causa della legalità e del cambiamento rispetto al passato, almeno un quartese. E questo è successo. Grazie a Dio non è soltanto uno, perché una delle più grandi soddisfazioni che questa esperienza ci ha dato è quella di aver visto pochi mesi fa la nascita di un'associazione fatta dai figli di tutta la vecchia nomenclatura quartese, che si sono presentati alla città accusando i propri genitori di essere la causa del degrado e del disastro mafioso della città, e i loro genitori erano in sala, uno di questi è pure ribellato. Però questi ragazzi hanno avuto il coraggio di dire che è colpa dei nostri genitori, perché poi erano tutti i notabili di Quarto, se oggi Quarto è in queste condizioni, e noi vogliamo cambiare. C'è questa straordinaria opportunità, la vogliamo cogliere. Bene, quella per me è stata una giornata, forse, siccome non sono un grande sportivo, forse anche più importante della giornata durante la quale abbiamo vinto il campionato e riportato la squadra in eccellenza. Noi giochiamo, dico spesso, 2 campionati, uno in campo, che è quello per vincere, per dimostrare che con la legalità sui campi si può vincere. Sui campi si può vincere con la legalità, può sembrare un'ovvietà, una banalità, ho scoperto che non è così. Perché di norma sembra che, soprattutto nelle categorie minori, sono altre le strade con le quali si vincono i campionati. Bene, però noi dimostriamo che con la legalità, con il rispetto delle regole, vinciamo, ma soprattutto l'altro campionato, quello in città, per convincere la gente a fare il salto, a credere nel cambiamento che ha impegnarsi anche naturalmente. La dimostrazione quotidiana c'è data dall'azionariato popolare, cioè dall'adesione che molti cittadini, le parrocchie, le scuole, l'associazionismo contribuisce a sostenere la squadra. Senza anche il loro aiuto sarebbe stato tutto molto molto più difficile e complicato. Le difficoltà che abbiamo vissuto l'anno scorso dal punto di vista materiale, gli attentati, i danneggiamenti, le intimidazioni, erano tutte quante, diciamo, legate a scoraggiare i giocatori, intimorendoli o a allontanare i tifosi dalla squadra. Io dico che se poi alla fine nessuno si è intimorito, la squadra continuerà a vincere, e questa esperienza per il secondo anno in campo ancora più forte di prima, significa che nonostante tutto l'impegno che ci ha messo la Camorra, lì non è passata. E allora quel no che abbiamo detto in tanti, in modo diverso, i giocatori giocando bene, in modo corretto e leale in campo, noi facendo la nostra parte, io e Luca, il dottore Altituro, che
sempre lì giustamente a guidarci dal suo ufficio, ma soprattutto i quartiesi che hanno difeso questa esperienza, lo hanno fatto in modo spesso a volte timido, a volte invisibile, ma sicuramente c'è stata una forza energica del territorio che non ha permesso che questa esperienza crollasse. E io credo che l'esperienza che vivremo lunedì rafforzerà ancora ulteriormente questo consenso, questa solidarietà, perché fino a pochi giorni fa in qualche bar di Quarto si sentiva dire la nazionale, pure l'anno scorso doveva venire, poi vediamo. È vero che non siamo ancora a lunedì, però mi pare che sia impossibile adesso non vederla. Un'altra cosa che ho scoperto, e poi finisco, io purtroppo devo anche stufarmi con tutti, ma la frenesia di questi giorni mi obbliga a darmi prima della fine, però una cosa importante che ho scoperto in questi giorni. Mi hanno detto alcuni imprenditori, quando vinceva il Quarto, con la vecchia gestione, noi soffrivamo, maledivamo ogni gol che facevano in campo, perché quello significava il giorno dopo il passaggio del presidente o di un suo incaricato che veniva a chiedere altri soldi. Più la squadra vinceva, più noi eravamo costretti a sostenerla, e quindi ogni gol a noi costava moltissimo. Oggi questo non accade, nel senso che la squadra vince, loro possono gioire liberamente e con sincerità. Ecco, anche il fatto che ci dicano queste cose, anche il fatto che ci dicano che prima per partecipare ad un appalto, per fare un lavoro pubblico-privato, non ci mettevano in conto che metà del lavoro andava in mafia e corruzione, cioè in racket e corruzione, e soltanto la parte residua andava a finanziare l'opera, ripeto, pubblico-privata che fosse. E questo a discapito della sicurezza sul lavoro, della correttezza nelle retribuzioni. Queste cose a Quarto un anno fa, 2 anni fa, era impensabile che si dicessero anche tra di loro. Adesso sono argomento di discussione corrente, una grande rivoluzione culturale, quella che stiamo conducendo, e come dire, l'augurio, la speranza che abbiamo io e Luca è quello che questa esperienza duri fino al momento in cui la città di Quarto non avrà più bisogno né di agricoltori, né di cuoco, né di catalani, e spero che questa situazione